Siamo con Francesco Ramenghi al termine di una vittoria importantissima per la Luis. Empoli era una squadra ostica che veniva da un risultato clamoroso con Palermo, clamoroso più che altro per a quanto era rimasta Palermo di punti segnati, 51. Una partita che avete condotto sempre a braccetto, secondo quarto e terzo quarto conclusi a pari punti. Poi nella quarta frazione, quando c'era bisogno, la Luis ha piazzato il primo e unico parziale del match, ha messo la testa avanti e non si è più voltata indietro. Sì, come hai detto bene, loro sono una squadra tosta, capaci di difendere, hanno difeso bene con una squadra forte, infatti il punteggio è stato basso fino agli ultimi minuti quando, come mi hai suggerito tu, abbiamo piazzato la zampata e ce la siamo portata a casa. Abbiamo, come si dice in gergo, abbiamo stretto le maglie, no? Come si dice? E ha funzionato così, tante botte, partita intensa perché era uno scontro alla pari. Mi sembra che adesso abbiamo raggiunto in classifica. Sì, Ecco, assolutamente. bene. E grande cornice come sempre, siamo carichi di entusiasmo e niente, per quanto riguarda le questioni tecniche non sono un mostro, però è stata una gran partita e siamo contenti così, insomma, ci voleva. Senti, terza vittoria consecutiva, oggi è importante che arrivi con l'ausilio di giocatori che hanno avuto poco spazio magari fino adesso in stagione. Sì, Penso a De Dominicis che ha fatto una grossa partita, penso più che altro anche ai tanti minuti di Chiatti che è entrato dalla panchina e a volte ha un ruolo che resta un po' accessorio. Oggi come è entrato non è più uscito perché era troppo importante il suo apporto. E poi avete sopperito a diciamo tre quarti e mezzo di Marcon ottimi vero? in fase magari di difesa o di rimbalzo, ma dal punto di vista realizzativo poco e niente, e questo è un gran segnale per voi. Perfetto, già sabato scorso si era visto a fondi l'apporto di Pierino, fondamentale perché ha tirato fuori l'agonismo, la grinta e i muscoli, cosa che non può non darci. Sempre Giacomo sabato ha preso in mano la squadra, a fondi non so chi ha visto la partita, ci ha trascinato prima il pareggio e poi la vittoria, lo possiamo onestamente ammettere. E Leo magari avvisatelo che le partite non iniziano al 30°, ma se fosse con noi dall'inizio magari si soffre di meno. Comunque sì, apporto di loro tre in particolare, ma tutti quanti, cioè nessuno si è tirato indietro e questo è l'importante. Questo dobbiamo essere, quest'anno questo dobbiamo essere. Ok, grazie mille Francesco. Grazie a voi.